Tre cani hanno aggredito un 72enne, un nuovo racconto di paura e sgomento. Teatro della vicenda ancora una volta Licata. Sono stati un pitbull e due corso, poi abbattuti dai carabinieri a ridurre in fin di vita un pensionato, Vincenzo Zelanti. L'uomo si trova ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Cannizzaro di Catania, dove è giunto in elisoccorso dopo un primo intervento al presidio ospedaliero San Giacomo d'Altopasso di Licata, grazie alla tempestiva segnalazione di alcuni familiari. L'aggressione è avvenuta in contrada Nicolizia, nella zona balneare di Licata. L'anziano, residente nella città di Rovigo, era tornato in città da alcuni giorni per trascorrere le festività pasquali con la propria famiglia. Intorno alle 20 era nel giardino della sua abitazione di campagna, quando i tre cani, probabilmente scappati da un terreno vicino, lo hanno sorpreso e azzannato in varie parti del corpo. E questo spaventoso racconto di cronaca arriva dopo meno di un mese da un'altra aggressione, sempre a Licata, vittima una giovane mamma di 39 anni che per difendere la figlia ha fatto scudo col suo corpo. Il Rottweiler, come facilmente immaginabile visto la stazza media della razza, con un salto ha azzannato il braccio sinistro della coraggiosa mamma che ha riportato gravi ferite rischiando di perdere il braccio. Solo dopo l'intervento di un parente il Rottweiler ha lasciato la presa dell'arto della donna. Storie preoccupanti che ci riportano indietro con la memoria a non tanto tempo fa. Era lo scorso 28 febbraio a Livorno quando un gruppo di cani hanno aggredito un camionista di 50 anni siciliano, azzannandolo mortalmente. L'uomo è stato difatti trovato cadavere nel piazzale dove stava lavorando per agganciare il rimorchio alla motrice quando sarebbe stato attaccato dal branco. Ad Acireale era il 22 luglio del 2009, quando un altro branco di cani randaggi dilaniava il corpicino di Giuseppe Azzarelli, un bambino che non aveva ancora compiuto 7 anni.